che ci teneva ad esserci, il nostro capitano, il nostro fulano, il cigno di Coloredo, è Michele Antoniutti. Forte l'applauso per il nostro condottiero, il signor Carlo Finetti. Assistono i signori Gabriele Grazzini e il nuovo arrivato Giacca, come sempre, forza a più, Udine, tutti con le bandierine alzate per la nostra coreografia. Innanzitutto direi che sia la festa della pallacanestro per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che ha a livello di Serie A1 Trieste, ma a livello di Serie A2 due squadre nel giro di 16 km, una Udine, l'Apu, e l'altra appunto la Web Gesteco Cividale, questa marea gialla che si è riversata al Palasport Carnera in questa giornata che rappresenta il derby, girone di ritorno del campionato di Serie A2, girone rosso, dopo che all'andata la squadra della Web Cividale in casa sua ha vinto il primo turno e qui siamo al secondo turno. E chi potrebbe essere a livello di super partners il presidente del comitato regionale Giovanni Adami, che probabilmente può parlare anche a nome del presidente Petrucci per questa festa di basket di Serie A2 qui in Friuli Venezia Giulia, perché ci mettiamo Trieste ma anche Monfalcone, però qui siamo in questa festa del basket. Beh, senz'altro porto il saluto del presidente Petrucci, che sarebbe contentissimo di essere qui. Dico solo una cosa, forse siamo 4.000 oggi. Abbiamo due squadre in A2, una in A1 che sta giocando il derby Triveneto contro Treviso, abbiamo Monfalcone in Serie B, 4 squadre che fanno il campionato primavera di pallacanestro Under 19, 5 regionali convocati nella nazionale Under 21, un vice allenatore del nazionale Under 20, Legovic, che è nostro. È un momento fantastico per il nostro. Il numero 22, Vittorio Nobile. Gaspardo è Nobile per quanto riguarda il quintetto dell'Apu, con Pellegrino, poi Monaldi e con il numero 9, storico il capitano. E poi il capitano Antonutti, reduce dall'infortunio al polso dovuto a un involontario scontro in automobile. Per quanto riguarda la Eagles in casacca blu, ecco che abbiamo Furin 11 dell'Agnello 77-20 Pepper Rota numero 9, poi abbiamo il numero 10 Moha, e a chiudere il quintetto appunto i ragazzi di Stefano Pillatini. Questo dunque il quintetto, e si va a cominciare e cercheremo di raccontarvelo al meglio possibile. Si parte dunque in una cornice di bianco-nero da una parte e di giallo-blu dall'altra, con le due tifoserie che si scontrano a vicenda. Il primo tiro di Monaldi è sbagliato, il rimbalzo di Dell'Agnello. Si va dalla parte opposta con Rota e poi Aristide Moa, 1 contro 1. Aristide, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Furin, e sono i primi 2 punti della partita, con Furo che va al canestro, 2-0 in apertura. Possiamo dire che questa è la curva della dirigenza della Web Gesteco, come vedete, con il presidente Mikalic, con gli sponsor della Gesteco Adriano Lucci, con la MEP e con gli amici che hanno appoggiato questa iniziativa della compagine cividalese, di questa passione ducale che sta andando a infondere nei cuori del Cividale la voglia di basket che da tempo non c'era appunto nella città ducale. Ma intanto siamo con il punteggio di 5-2 a favore della squadra di casa
della APU. Ai primi 5 minuti della partita è pronto Lucio Redivo direttamente dall'Argentina, dove ha giocato appunto con la sua nazionale. Siamo con 7-8 più 1 per la Web Gesteco di Cividale. Ora c'è fallo di Furin, c'è il cambio ed esce Moa per Redivo, appunto il cambio anche Antonutti e entra il numero 6 Palumbo. Dunque 2 falli a testa, partita piacevole con grande dinamismo da parte di tutte e due le squadre. Vediamo la rimessa è per la Old West Udine. 4 minuti e 44, 7-0-8. Fino adesso c'è quasi una parità, anzi c'è una parità non solo nel punteggio ma anche nella qualità del gioco. Ancora Monaldi al tiro, sbagliato il suo terzo tiro su 2 tentativi. Ecco Eugenio Rota che porta il pallone, il blocco di Furin. Eugenio ancora in possesso di palla per Pepper, il blocco di Furin, il taglio sotto ancora per Dalton Pepper, jump shot di quest'ultimo, sbaglia Furin, grande rimbalzo di Furo, ancora un pallone da andare a giocare in fase offensiva per la Web Gesteco. Difficile, stanno marcando Dell'Agnello, infrazione di passi per Dell'Agnello, e ci sono ancora cambio e a 4 minuti esce Furin ed entra Miani. Il tifo puro della Passione Ducale e della Brigata Rualis per Cividale per questo canestro da 3 punti, e si va ai 2 minuti alla fine del primo periodo. È entrato anche Cassese al posto di Pepper e fa le file dell'Apu. Abbiamo il nuovo acquisto, eccolo, Bertetti, che però perde palla a favore della squadra di Cividale. Rota che porta il pallone oltre la metà campo, fa girare palla, gestisce al meglio l'azione offensiva. Ecco Lucio Redivo per Dell'Agnello sotto misura, grande cambio di gioco, e c'è Cassese che viene fermato fallosamente e andrà a battere 2 tiri liberi. È entrato anche il numero 20 Esposito. C'è un fallo del numero 6 secondi per terminare l'azione. 53 secondi al termine del primo periodo. Apu in attacco con Esposito contro Miani, va fino sotto e ci sono 2 punti per Esposito. 11-13 per chi sta attaccando, sia per Cividale con Dalton Pepper, Lucio Redivo numero 3, eccolo ancora per Miani, in campo anche Battistini per Cividale, lo scambio, ecco Redivo, ma c'è il fallo in attacco, un blocco irregolare di Battistini. E dall'altra parte vediamo che c'è anche Fantoma numero 15 che andrà a mettere in campo, ed è da sottolineare che abbiamo anche l'arbitro Wasserman di Trieste che dirige questa partita assieme ai 2 colleghi. E andiamo con gli ultimi 20 secondi a chiudere il primo periodo con Fantoma, tenta un assist, non va, Battistini corre fino in fondo, la dà fuori per Miani, per Lucio Redivo, non vuole tirare, mancano 6 secondi, 5 secondi per l'ultimo tiro, lo fa, effettua lui, lo sbaglia e non c'è più tempo per fare altro, forse poteva tirare anche prima, e si va quindi a chiudere con il punteggio di 13 per Cividale e 11 per Udine. Secondo periodo che inizia con la palla a favore della Web Map di Cividale con Cassese che ha ricevuto da fuori da Lucio Redivo, ecco il consegnato da parte di Battistini a Lucio dietro la schiena fino in fondo. Lucio, il tiro, no, non tira, tenta un passaggio a Battistini che però si era già girato e se ne va dalla parte opposta con la squadra dell'Apu con Gaspardo. Fantoma ancora con la palla che esce dal campo proprio vicino alla panchina della squadra di casa qui al Palasport Carnera di Udine. Vediamo di seguire questa azione dunque offensiva con Fantoma, è consegnato a Bertetti, il tiro di quest'ultimo è corto, il rimbalzo per
e poi la chiusura di contropiede di Redivo e più 4 per Cividale. Grande intervento sul tiro errato da parte di Bertetti, che è arrivato da Ferrara proprio in un giorno fa. Abbiamo il fallo di Miani, numero 4, dopo un minuto, 15-11 per Cividale. Partita che sta aumentando di intensità a 5 minuti dal termine del secondo periodo, più 3 per Cividale, 27-24, quando ha avuto anche un più 6, però si sono messi in luce i tiratori da 3 punti con Monaldi, con Gaspardo e con Esposito per quanto riguarda l'APU. Dall'altra parte abbiamo visto che c'è stato Dalton Pepper, Battistini e Rota a rispondere esattamente alle performance della squadra di Finetti, e quindi siamo arrivati adesso con il fallo su Esposito da parte di Miani, che viene sostituito da Dell'Agnello, numero 77. 24-27, 4 minuti e 40 da giocare in questa seconda parte della partita, e intanto Esposito va a segnare il primo a sua disposizione, 27-25. È cresciuta anche un po' la difesa della squadra di casa. Abbiamo avuto una buona presenza anche per quanto riguarda Cusin. Il rimbalzo è per Dell'Agnello, Rota, possesso di palla, porta la metta al campo, la palla per lo sviluppo contro l'uomo con Aristide Moa sul terreno. È noto Panterone fino in fondo, va al tiro ma sbagliando da sotto, contropiede Esposito contro Dell'Agnello, ma c'è il fallo dello stesso Dell'Agnello, ci sembra. In effetti è così, e quindi per Esposito c'è possibilità di pareggiare sul 27-25, 4-20 dal termine del secondo periodo. Cambio e rientra Lucio Redisio per Dalton Pepper, che ha dato veramente la sua pienezza di quello che può effettivamente fare un giocatore di questo calibro. I 2 tiri liberi, vediamo, per Esposito. Il primo va, e ora la situazione, se segnasse anche questo, sarebbe di estrema parità, ma così non è, perché c'è il rimbalzo di Battistini per Rota, e dunque andiamo a seguire l'azione offensiva dei ragazzi di Pillastrini. Aristide Moa, perde la palla la squadra di ospite, il 28-27 più 1. Aristide Moa, 1 contro 1, scarica a Battistini, il rimbalzo di Dell'Agnello, ancora per Eugenio Rota, il capitano, 10 secondi per andare al tiro, la palla è per Dell'Agnello ma sbaglia dalla distanza, recupera Aristide fino sotto, fallo di Gaspardo, 28-27, e può ritornare in vantaggio Aristide Moa e la sua Cividale. Che con questo canestro, ecco che c'è la parità, ma c'è anche un cambio, esce lo stesso Aristide per Dalton Pepper. Con il numero 30 il nostro play, Diego Monaldi. C'è anche Monaldi che va a prendere fiato e rientra Bertetti alla fila udinesi, e si va dalla parte opposta a 3-28. Palumbo, Bertetti perde palla, ecco che c'è il fallo da dietro di Bertetti e il pallone viene dato ancora a Cividale. Questo è il tabellone ufficiale, 32-33 per Cividale, 1 minuto e 5 dal termine del secondo periodo, dall'intertempo dunque di una partita
che si sta rivelando una bella partita di basket con canestri da una parte e dall'altra che si susseguono. Arresto e tiro per Lucio Redivo, niente da fare, si va dalla parte con Monaldi che è rientrato adesso al posto di Bertetti. Ancora la palla a Ethan Esposito che ha tanta fiducia da parte di Finetti. E ancora il pallone, c'è anche il numero 9, il capitano Antonutti. Monaldi, contro di lui c'è Furi, il tiro di Monaldi, sono altri 3 punti di Monaldi. Ed è più 2 per Cividale, per Udine, 35-33, però ci sono 18 secondi per andare al tiro dalla parte di Cividale che potrebbe pareggiare la situazione o anche superare. E c'è Monaldi che commette fallo personale ed è il quarto fallo per l'Apu. L'arbitro Wasserman dà appunto l'opportunità di giocare ancora per 12 secondi e ritorna Bertetti e c'è time out da parte di Stefano Pillastrini e i suoi giocatori. Ultimo pallone per Pepper e compagni per questi 12 secondi, vedremo chi andrà al tiro. Lucio Redivo in possesso di palla, rimette in gioco a favore di Eugenio Rota, il capitano. Scorrono i secondi, vediamo, e c'è il fallo di Nobile su Rota che si conquista dunque 2 liberi a proprio favore per pareggiare, però poi ci saranno altri 5 secondi a favore dell'Apu. Il secondo fallo, cambio Gesteco Cividale. Ancora Eugenio Rota pronto per andare a chiudere sul parità la situazione. C'è ancora, però c'è un minuto di sospensione chiesto dalla panchina della squadra di casa con Finetti che vorrà studiare 5 secondi un'azione offensiva. Siamo in parità, 35-35. Ultimissimo pallone dunque per questo secondo periodo del derby friulano fra APU Old Way West e Gesteco Mep Cividale del Friuli Web. Ecco è Palumbo che rimette in gioco, difesa aggressiva tutto campo. Ecco per Monaldi seguito da Pepper, il tiro di Monaldi da 3 punti si chiude proprio fuori da ogni possibilità di toccare il canestro e dunque via tutti negli spogliatoio con la parità, quindi si ricomincia totalmente la situazione per questo derbissimo. Si è ricominciato a giocare parità dunque, la prima palla all'Apu è andata fuori, seconda palla per Aristide Moa, triplone per il numero 10 della Cividale che si porta a più 3. Sotto c'è Pellegrino, sbaglia da sotto, ancora rimbalzo di Pellegrino, la palla va fuori ancora e dunque per Pellegrino nulla da fare per il giocatore in casacca bianca. Il pallone è ancora giocabile per 10 secondi in questo terzo periodo. Primo minuto marca su Pellegrino, lo marca Miani. Ecco la pallone per Palumbo. Andiamo, esce dai blocchi Monaldi, non riceve palla. Ecco il tiro di Monaldi, finisce il pallone, scusate, finisce i 24 secondi e quindi nulla da fare. E dunque per Cividale abbiamo Dell'Agnello sul terreno e assieme a Miani e poi abbiamo detto Aristide Moa, Dalton Pepper e Eugenio Roda che è in palleggio per questa seconda palla offensiva, ancora con Moa per Dell'Agnello, il pallone per Arri, grandissima realizzazione per Cividale, 40 a 35 in questi primi minuti e mezzo di gioco del terzo periodo. Il fallo in attacco del numero 77 Giacomo Dell'Agnello. Per Dell'Agnello è il secondo fallo.
A 5:50 dal termine del secondo periodo c'è un break positivo per l'APU con i canestri di Monaldi, che poi vengono adesso, prendono un canestro su contropiede dal capitano Eugenio Rota, quindi è sempre lì la partita, 46-45 a 5:30 dal termine del terzo periodo. Partita molto bella fino a questo momento, ovviamente con squadre che si affrontano con questi tiri da 3 punti come questo, con Gaspardo. Dall'altra parte abbiamo Aristide Moa, si propone con un passaggio verso la sinistra, ancora lui, Miani, Dalton Pepper, il consegnato, tiro da 3 punti Dalton, è corto, il rimbalzo per Eugenio Rota. Sembrazione di piedi, 49-45, c'è il cambio, Monaldi esce e anche Gaspardo, esce anche, esce Palumbo per Udine. Dall'altra parte rientra Lussio per Dalton Pepper. 29 Francisco Pellegrino, con il numero 18 Bertetti e con il numero 22 Vittorio Nobile. Palla ancora per la squadra di Cividale del Friuli, che ha 9 secondi per andare al tiro. Grande l'azione con Dell'Agnello, che però non riesce a metterla in campo, o meglio a canestro, ma conquista 2 tiri liberi per accorciare ancora la distanza. E dunque 49-45 a 4:45 dal termine del terzo periodo. Vediamo cosa potrà fare Dell'Agnello in questa circostanza. Vedete che si sta preparando per i tiri. Con il numero 9 il capitano Michele Antonutti. Non sbaglia il primo, rimane ancora 49-45 il punteggio. Ecco il secondo e sbaglia anche questo, 0 su 2 per Dell'Agnello, e si rivà dall'altra parte a 4:40 dal termine. Il Cuso, bellissimo Marco Così. Manca 1 minuto e 42, il tiro è sbagliato, siamo 54 a 50, tiro sbagliato di Bertetti, rimbalza ancora per la squadra ospite qui in quel di Palcanea di Udine, Russio, Redivo con Furin, ecco, Pepper sbaglia, non riesce a recuperare il pallone, il numero 12 Battistini, così in angolo, no, così sbaglia completamente, il fallo di Bertetti su Pepper. In transizione e abbiamo 4 punti di vantaggio per Udine a 1 minuto e 02 dal termine della partita del terzo periodo. Ormai questo Udine esce con numero 10. Un sontuoso Raffaele Gaspardo. Intanto è uscito Gaspardo, bisogna che Cividale abbia costanza nell'attaccare, anche tranquillità. Si va dall'altra parte, chiama palla Aristide Moa sul pitturato, la palla è per Furin, ancora fuori per Battistini, il tiro di quest'ultimo è sbagliato, il rimbalzo è per Monaldi. 30 secondi, il tiro di Cusin non c'è, il rimbalzo di Battistini. 23 secondi, l'ultima azione del terzo periodo. Pepper,
Lussio Redivo, niente ancora. E si va al riposo col punteggio di 54-50 per Udine. E si comincia il quarto con un canestrone di Lussio Redivo che va a incrementare 5-3 a 54. Vediamo se ci siamo. C'è stato Cividale 53, quintetti per Cividale, numero 3 Redivo, Pallone per Udine che va a giocare appunto in fase offensiva con Bertetti, Monaldi, Esposito, Cusin e Palumbo fino in fondo. Ancora Monaldi, 21 punti. Diego Monaldi. Cividale comunque in attacco, 56 a 53 il punteggio e c'è il fallo di Bertetti. Fallo del numero 7 minuti e 14 da giocare con Dalton Pepper in lunetta sul punteggio di ora, più 6 per la squadra in bianco dell'A+, che ha posizionato con Esposito e Monaldi punti importanti, mentre Cividale ha sbagliato in attacco anche per grande sfortuna. Siamo 60-55, 7 minuti da giocare in questo ultimo e decisivo quarto di questo derby friulano. Tira come può Monaldi, ma c'è fallo di Miani, quasi a pareggiare invece il fallo che ha subito Pepper in precedenza, perché secondo i dirigenti APO non era fallo, invece era un fallo assolutamente fischiabile. E allora siamo di là con Monaldi in tiro libero per 60-55. La più non ha mai difeso in questa maniera durante tutto l'arco del campionato. centro di campo numero 9 Michele Antonutti e con numero 10 Vediamo Raffaele se Gasparri. Monaldi continuerà. Sono 21 punti per lui, veramente una grandissima prova, 22 ora. Dall'altra parte Rota 10, 9 Miani, Pepper 15. Redivo 5 e lo aspettiamo proprio al termine della partita. 6-2-5-5. Diego Monaldi e cambio, c'è Stefano Cividale, esce con il numero 4 E c'è un cambio, entra Battischini. 3 minuti e 08 al termine della partita, anche un po' di difficoltà per quanto riguarda la squadra di Cividale, che deve accelerare i tempi con Pepper che però sbaglia da sotto. Forse non c'era anche un fallo non rilevato dagli arbitri, che hanno dato poi una palla fuori proprio nella precedente azione a Rota. 6-8 a 60 più 8 per Udine in questo infuocato derby. Vediamo contropiede Pepper da solo fino in fondo e va a schiacciare Dalton Pepper per riaprire la situazione, appunto riaprire la partita. 2 minuti e 40, 6 punti con time out chiesto dalla squadra udinese. .40 al termine, rimette in gioco l'Apu, c'è tutto cambio ovviamente la difesa. Vito Nobile che porta il pallone, è sull'angolo Gaspardo, difende forte la squadra di Cividale. Vediamo un po', scorrono i secondi. Gaspardo poi quasi perde il pallone, non c'è spazio per andare al tiro, c'è Miani in qualche misura, c'è la deviazione fuori dal campo. 3 secondi e 2 per chiudere l'azione per Udine, poi la palla sarà di Cividale, sempre che non ci sia un rimbalzo offensivo. Monaldi, eccolo che riceve di nuovo, fino in fondo sbaglia, il rimbalzo è per Rota
che va in contropiede, transizione che viene soffocata peraltro. Dalton Pepper, 1 contro 1, Dalton. Il pallone però in stand back è corto, 2 minuti al termine, 6 punti, basterebbero dei tiri da 3. Chiaramente ora l'Apu gioca anche col cronometro, punteggio basso, tiro da 3 punti di Nobile, non c'è, rimbalzo di Miani, ecco ancora Lucio, Pepper, Lucio, Miani, non riesce Miani a controllare il pallone, 1:28 al termine. Importante per Udine andare a punti, mentre per Cividale riuscire a non subire. Monaldi per Gaspardo da 3 punti, non c'è, rimbalzo di Pepper, ancora contropiede Cividale, Pepper, fallo di Monaldi su Dalton Pepper. C'è un fallo. Che dà a Dalton 2 punti, 2 possibilità per segnare da 1, quindi tiri liberi per Dalton Pepper e portarsi a -4. Cambio il West Udine. Ha dato tutto, anche l'anima. Vittorio Nobile. Ed ecco Pepper per Cividale che si appresta ad andare a segnare i liberi, il primo non c'è però. Secondo a sua disposizione e questa volta c'è, 6-8, 6-3. C'è anche Palumbo in campo per Udine. Ultimo giro di cronometro, 1 minuto al termine della partita comunque molto bella questo derby. Esposito consegnato, Gaspardo, palla per Antonutti da sotto, sbaglia Antonutti e c'è ancora Rota. 40 secondi, se la cerca fino sotto, Rota, non c'è fallo secondo gli arbitri. Gli arbitri hanno visto un fallo di Pepper nel recupero della palla. Quindi c'è fallo, 30 secondi al termine. E c'è anche un fallo tecnico, oltre e direi che con questa soluzione arbitrale per Cividale non ci dovrebbero essere grosse chance. Intanto va al tiro Monaldi. E quindi c'è anche il tiro libero. In precedenza un fallo al numero 20 Dalton Pepper. Per Pepper 6-9 a 6-3 più 7 in 30 secondi. Diego Monaldi. E va anche questo. Siamo a 70-63. Monaldi ancora in lunetta. Ultimo tiro libero. E segna anche questo e quindi siamo 71-63. Cassese da 3 punti non va. 20 secondi, ultima azione e direi che ormai non ci siano più soluzioni. 14 secondi è impossibile per Cividale. Comunque gran festa di basket qui al Palasport Carnera con una vittoria dell'Apu che peraltro è stata anche meritata. Già 3 punti Rota, 7-1, 6-6 e time out richiesto dalla e c'è il minuto di Allway West. 71. Cestecco Cividale 66. Ancora
attacco Apum, 9 secondi, 9 secondi per tenere Antonutti, c'è il fallo di Pepper su Antonutti, il numero 20 dal 7 secondi al termine, per prendere il secondo e fallo. solo per testimoniare quanto Su quelle bandiere. si chiuderà questa partita e che punteggio. E ci sono le bandiere bianco-nere, ma ci sono anche quelle ovviamente del blu e gialle blu della compagine cividalese, dei supporters che poi saranno ancora di scena venerdì con la squadra di Rimini. Capitano, vediamo che comincia da Gianmarco Bertetti. 7 secondi, Questo bianco-nero, tutti. e qui finisce la partita, ovviamente con la vittoria per 73-68, e questa è la fine di una partita, di un derby che ha infuocato la pallacanestro del Friuli qui in questa giornata che è il 5 marzo 2023, e grazie a tutti voi. E questa Sì, poi soprattutto diciamo che Udine è stato molto bravo, Monaldi e Gasparro hanno fatto delle azioni veramente difficili, quindi bravi loro a fare questa cosa. Noi è vero, abbiamo giocato male in attacco, sai, noi siamo una squadra che vive molto di sistema e comunque l'inserimento di un giocatore per noi è sempre una cosa un po' problematica. Consideriamo che sia già con noi da 3 settimane, ma poi 2 le ha passate in Argentina con la nazionale, quindi ha fatto 3-4 anni con noi, e comunque i meriti vanno alla difesa di Udine che ci ha messo una difficoltà, e quindi diciamo le situazioni si sono complicate per questi canestri difficili che Udine ha fatto, e per le difficoltà che abbiamo avuto soprattutto contro i cambi difensivi e comunque contro l'aggressività difensiva. Una partita così, questa intensità però può aiutarci a crescere anche in prospettiva nelle ultime partite stagionali. Quello che state facendo comunque è al di sopra di ogni aspettativa, e questo tipo di partite possono aiutarvi a crescere anche per gestire meglio i momenti importanti. Sì, sai, noi siamo gli ultimi arrivati qui a questo livello, e quindi ogni occasione è un'occasione molto importante per noi per migliorare, per imparare, per crescere, e poi adesso abbiamo una complicazione ulteriore che gli altri ci conoscono. Diciamo, abbiamo avuto forse una prima parte di stagione in cui abbiamo sfruttato il fattore sorpresa, il fatto che fossimo tutti esordienti e che obiettivamente gli allenatori siamo stati molto bravi a fare una stagione di altissimo livello, però l'ambizione dei ragazzi e della società, vogliamo adattarci anche a questo livello ulteriore, a questo livello successivo. È ovvio che l'APU ha delle assenze a 2 squadre, quindi è ovvio che quando giochiamo con 2 squadre di questo tipo che giocano bene, per noi è una difficoltà, dobbiamo sfruttare il fatto magari di quando giocano un po' sottotono e prendere l'occasione e vincere le partite. Però insomma è vero, può essere un'occasione di miglioramento, un'occasione per imparare, un'occasione per fare una crescita.